Allora, no, tanto chiacchieravamo fuori onda quando parliamo di gru sopra tutti i paesi e già uno si immagina il Veneto cementificato senza un fil d'erba, non stiamo parlando di quello. Stiamo parlando, se non altro, di anche ristrutturazioni che dovrebbero essere fatte, a parte ampliamento del piano casa, rivedere un po' l'immobile, riqualificarlo. A che punto siamo nella nostra, qual è la situazione attuale del mercato delle costruzioni nella nostra regione? Siamo stati in Italia, andiamo tanto a uno spaccato regionale. No, diciamo che giustamente le gru non sono solo quelle che riguardano i nuovi cantieri, le nuove Anzi, edificazioni. non bisognerebbe proprio In più realtà cementificare. oggi vengono anche utilizzate nel momento in cui bisogna rifare grossi condomini o rifare i tetti di determinate abitazioni, perché oggi, come è già stato anticipato, l'investimento più importante che dobbiamo fare, che l'Europa ci chiede, è quello proprio sulla certificazione energetica, sul risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Come siamo messi? L'edilizia, il sistema abitativo produce il 40% delle emissioni in atmosfera, per cui tutto il sistema edificato, e quindi intervenire su questo significa raggiungere o cercare di raggiungere entro il 2020 quegli obiettivi che ci si era dati complessivamente col protocollo di Kyoto, poi Copenaghen, eccetera, eccetera. Diciamo che noi siamo al 2% di abitazioni certificate in classe A, Messi per cui malissimo, beh, o no? dipende dal bicchiere, come lo guardiamo, se è vuoto o pieno. Certo che il 2% è molto poco pieno, e il 98% è molto poco vuoto. Quindi ci sarebbe margine Girando, di crescita, cioè io no, lo guardo ecco, anche allora il tema dalla... è questo: noi dobbiamo girare questa, dobbiamo eh, rovesciare, come si dice in gergo, rovesciamo il tavolo, c'è cioè tanto da fare. sì, Cioè, c'è moltissimo da fare, c'è tantissimo da fare in alcune. Voi considerate che che so, man mano ci spostiamo verso il nord Europa, noi abbiamo percentuali che salgono al 35, 40, 50, 70% di abitazioni certificate in classe A, e quindi abbiamo interi, c'è in Francia un quartiere intero che è certificato in classe A, un intero quartiere, e tra l'altro con dei monitoraggi a livello mondiale fatti da organizzazioni ecco, e insomma, molto perché, lei che ha famose. studiato questa cosa vista da vicino, perché in Francia è accaduto questo? Perché il 70% in altre realtà? Cos'è che blocca e fa sì che qui in Veneto Allora, tutto questo margine da riempire, tanto bel allora, lavoro, sarebbero contenti anche tutti quanti i lavoratori, le imprese, eccetera, non avviene? beh, in Francia in realtà hanno delle modalità di intervento nella riqualificazione urbana che sono completamente diverse dalle nostre. Credo anche che abbiano, adesso una piccola nota polemica se posso permettermi, credo che abbiano anche un'attenzione diversa che le loro soprintendenze mettono rispetto alle nostre, cioè noi tutto ciò che ha più di 50, 60, 70 anni è intoccabile, e lì in realtà nel momento in cui si interviene su un quartiere si raddria solo un quartiere e lo si ricostruisce. Questo è stato fatto in moltissimi esempi, in moltissimi campi. Oggi la Francia ha una bellissima legge appena approvata a metà di marzo, che prevede che tutti i tetti condominiali devono diventare verdi. Il che vuol dire che tutte le abitazioni in qualche modo dovranno avere sul tetto, laddove il tetto è calpestabile, eccetera, sostanzialmente portare il verde sul tetto. Di nuova costruzione. Di nuova Sulla costruzione? nuova costruzione, sì. Il che vuol dire, però questo riprende dei modelli che per esempio Stati Uniti e New York sono presenti nel 35% dei comuni tedeschi. Ci sono dei modelli dove in realtà si pensa all'abitazione come un sistema integrato a tutto il resto. Se io ho dei tetti verdi o dei tetti drenanti o dei tetti fatti in modo diverso, significa anche ridurre il deflusso delle acque, nel momento in cui c'è la grossa pioggia, tutta la parte viene trattenuta di più, viene rilasciata in più tempo, e quindi si creano. Però vuol dire Eh, concepire la progettazione in sì. termini Allora, diversi, la costruire in questione modo che veniva anche diverso. accennata prima, l'assessore Zerdato ha messo proprio il dito nella piaga in questo senso, perché il settore delle costruzioni è da sempre oggetto di piccoli palliativi, piccoli interventi ad hoc, un anno per i capannoni, un anno per questo, un anno per quello. E non è mai stata fatta una politica complessiva di settore, una politica vera e industriale, no? Cioè pensare come si è fatto per tanti altri settori. Quando si parla dell'auto, no, si pensa alla politica industriale dell'auto in Italia e ci sono gli incentivi per la rottamazione, eccetera, eccetera.
In qualche modo gli incentivi del 50% e del 65% sono incentivi alla rottamazione degli edifici, ma si pensano solo per alcuni interventi. Allora, per esempio, i comuni non possono utilizzarli perché sugli edifici pubblici non possono detrarsi, cioè ci sono dei sistemi attraverso i quali si pensa solo ad alcune categorie, ad alcuni settori e non ad altri. Ad esempio oggi abbiamo in Veneto tra circa 8 anni, tra 8 anni il 70% delle nostre abitazioni avrà più di 40 anni d'età, il 7 su 10. Oltre i 40 anni d'età è la cifra, è il dato entro il quale se io non intervengo mi costa molto di più dopo intervenire, perché tecnologicamente avvengono dei cambiamenti anche dal punto di vista, e lo si vede nei nostri edifici, si viene ricordato non solo l'intonaco che cade, ma c'è il cemento che si sgretola, i ferri che escono, tutta una serie di cose, costa molto intervenire. Allora noi oggi dobbiamo incentivare i meccanismi di intervento, ma se sulla casa singola, sul monobifamiliare, di cui le nostre campagne sono piene, è più facile, è più difficile nei condomini perché abbiamo la proprietà che è frammentata. Allora dobbiamo dare degli strumenti sì incentivanti ma che consentano anche di collegare questi incentivi a delle realizzabilità. E non c'è solo l'edilizia abitativa, c'è tutto il non residenziale. Allora nel momento in cui un albergatore oggi va presso un istituto finanziario, dice io voglio riqualificare energeticamente il mio edificio, 50.000 euro all'anno di bolletta, 200.000 euro di costo, a zero la bolletta, in 4 anni me lo ripago, e la banca, guardando con Basilea 2, 3 e compagnia cantante, scusatemi gli dice di no. No, gli dice guarda purtroppo tu quest'anno hai perso fatturato e quindi non sei congruente. Perché ha perso fatturato? Perché il mercato del turismo è piovuto tutta l'estate, ha avuto una... Cioè, se non mettiamo assieme tutti i fili, tutti i pallini sul filo, cioè non li mettiamo, il nostro conteggio... Un discorso sistemico, parla di un discorso sistemico del settore, ma lei parlava prima del bicchiere mezzo pieno, quindi il mezzo pieno... Il mezzo pieno significa che noi abbiamo un grande patrimonio da riqualificare, grandissimo patrimonio da riqualificare, soprattutto edificato nei 25 anni che vanno dal primo dopoguerra alla metà degli anni 70. Quel periodo lì noi abbiamo costruito 40, 50, in alcuni casi anche il 60% del nostro patrimonio edificato. Io abito a Mestre. Il 60% delle abitazioni costruite a Mestre sono state costruite in 25 anni, tra il 46 e il 71. Ora, dal 71 ad oggi sono passati, diciamo... Sono edifici che costano tantissimo, energivori come si diceva prima. Cioè... È come se oggi noi montassimo in automobile e la nostra automobile facesse 1 chilometro con 1 litro. Ce lo possiamo permettere? No. Ora, sulle abitazioni questa cosa non è mai stata tanto alla nostra attenzione, però si riduce il prezzo del petrolio, si riducono si riducono anche le disponibilità delle famiglie, però la nostra bolletta energetica continua ad aumentare, negli ultimi anni più 16% l'energia. Quindi professore, lei, se capisco bene, dice abbiamo una grande opportunità, questa è una grande opportunità, purché si veda l'ottica sistemica, si intervenga a livello sistemico, non con interventi a spizzichi boschi. Sì, esatto. Aggiungo solo una battuta che mi intriga nel ragionamento che facciamo e porto una provocazione adesso. Quando parliamo di Italia del Nord e del Sud, no? Questo è il classico argomento. Al Sud questo argomento è meno sentito, perché il fabbricato ha meno bisogno di un rientro energetico. Quindi abbiamo 2 spinte diverse rispetto a questo argomento, ma non per cattiveria, per un fatto oggettivo, tra quello che è la necessità del Sud e il costo al Sud delle gestioni di un fabbricato e il costo al Nord. Certo. Secondo aspetto, ci aggiungo un termine che è stato usato prima, rottamazione, ad esempio le automobili. Quanto avremmo bisogno di rottamare i fabbricati degli anni 50-60? Vuol dire demolirlo e ricostruirlo, sia esso singolo o sia esso condominiale. Ma se tu non dai un incentivo vero, una provocazione cattiva, sai com'è? Che quando parliamo di rottamare le auto, facciamo gli interessi della Volkswagen, della Peugeot, poi
Qui invece dei bene. piccoli. In questo caso che facciamo l'interesse degli italiani, siamo masochisti, diciamo di no. O delle piccole imprese, Perché qui stiamo parlando degli non c'è artigiani, lobby, manca la lobby. Dietro l'automazione delle auto, dei frigoriferi, c'è sempre qualcuno che spinge. In questo caso invece la lobby è casomai di categoria, ma non così forte rispetto ai mondi, perché basterebbe dire che se tu vuoi demolire un condominio non lo farai mai mettendo d'accordo i 15 condomini se non c'è un vantaggio e la transizione da gestire, no? Ma allora tu una rottamazione vera con la fiscalità seria che oggi non c'è, oggi la fiscalità di vantaggio c'è in alcune tipologie di intervento che valgono mezza Italia perché mezza Italia non le applica, non gli interessa niente, perché non c'è un tema, quindi è una bella legge straordinaria che andrebbe solo resa quadro per l'edilizia, sistemica. Cioè vuol dire che se io potessi applicare quella legge con i correttivi del caso, in forma... E qual è il vantaggio vero? Che se uno pensa in prospettiva è guadagno puro. Quel fabbricato, quel condominio che io trasformo da un condominio fatiscente degli anni 70-60 in un condominio aggiornato, domani mattina, oggi è un costo fiscale in negativo perché qualcuno risparmia sulle tasse. Intanto diventa cantiere, un altro paga le tasse perché quei soldi là, bene. Domani è un fabbricato che cresce di classe catastale, paga più IMU, perché poi alla fine l'Italia è un paese strano, no? Ma ci vuole qualcosa di sistemico. Il nostro piano casa è un tassello del mosaico. Esatto, ma a livello, come diceva però il professore, è possibile a livello sistemico regionale fare già qualcosa? No, perché la regione, quello che poteva fare, lo dico adesso, al di là della battuta, il padre del piano casa o lo zio del piano casa, che io sia o no, poca importanza. La regione ha fatto quello che poteva con quello che la legge le consente. Noi come regione non possiamo agire sulla fiscalità. La fiscalità, la detrazione fiscale, il recupero, la rottamazione incentivata è un tema chiaramente nazionale. Non possiamo per legge farlo, quindi quello che potevamo fare era fare l'incentivazione volumetrica, che è il piano casa. Cioè abbiamo agito sulla semplificazione e sulla piccola copertura in più e guardi i risultati. Sì, ma se noi ci poniamo il problema tra una decina d'anni o forse una ventina d'anni delle già precarie situazioni dei nostri centri abitati, in ogni centro abitato, non dico nel centro città, in ogni piccolo paesetto c'è il palazzo che sta cadendo, il palazzo vuoto da ristrutturare, costruito negli anni 50, 40, quello che è. Questi qui, se non diamo un incentivo alla proprietà, o un'imposizione comunque di cederlo o di ristrutturarlo, noi avremo un degrado, importante, nel senso che incentivi se lo recuperi, però se non lo vuoi recuperare devi metterlo sul mercato, devi trovare delle soluzioni. Se io potrei che, allora, la legge oggi non lo consente, no? Io non posso obbligare nessuno a casa sua di fare quello che voglio io, ma un conto è dire ti ho dato per 10 anni, per 5 anni, possibilità vere, sulla fiscalità potevi risparmiare, potevi fare e poi l'ha messo a posto il tuo confinante A, il tuo B, tu sei in mezzo, allora uno potrebbe anche immaginare, non so come, un'azione diciamo un po' più impegnativa, ma finché non ti do nessuna opportunità e non sistema né A né B né C perché non ho nessun vantaggio a farlo, non ho nessun... E uno dice, ma perché devi avere vantaggio? Perché siamo in un paese in cui conviene farlo? Se io ti do un vantaggio a te fiscale, ci guadagna l'impresa, ci guadagna l'artigiano, alla fine il giro fiscale è quello o no? I soldi intanto non è il 100%, cioè se io spendo 100, il 50 lo posso in qualche anno detrarre, quindi intanto un 50 va comunque in fiscalità. Ma con quel 100 ha lavorato un artigiano, un professionista, un commerciante, che hanno pagato su quello le tasse. Quindi comunque sia, se la somma non è, cioè io sbaglierò, ma alla fine con la toglie le aliquote pari pari ho già recuperato i 50 mancanti, no? Perché il 50 risparmiato di qua, l'altro paga 50 di tasse, ormai più o meno quelle sono le aliquote. Ma non basta, stiamo lavorando oggi su una nicchia, che è quella che dà buoni risultati, ma non è complessiva. Il nuovo, quando dico nuovo, il demolito e ricostruito, il condominio, il complesso, la fabbrica. Quando una fabbrica è vecchia, quando uno ha un capannone vecchio e non gli serve più, ha due alternative. O trova da piazzarlo a qualcuno, oggi non è così, o devo favorire un meccanismo di demolizione e recupero di quel terreno quel che è possibile. Onorevole, lei però ha parlato di due ambiti, no? A mio avviso importanti, però è anche in conflitto
probabilmente per alcuni versi tra di loro, tra quelle che sono le competenze regionali e quelle che sono le competenze dello Stato, perché si è discusso qui sull'importanza di omogenizzare un po' gli interventi, con quindi le leggi nazionali, e poi ci sono degli interventi a livello regionale che andrebbero fatti in un'ottica sistemica regionale con incentivi e quant'altro. Come possiamo superare questo dualismo tra Stato e Regione? Io credo che... Come immagina lei? Allora, non mi metto a fare riforme dello Stato, siamo già... Io dico solo che anche avendo competenze diverse, l'importante è che uno agisca in maniera coordinata con l'altro. Allora, noi abbiamo fatto, in linea con la legge nazionale, che ha nella fiscalità sugli interventi di recupero dei fabbricati un vantaggio, ci abbiamo aggiunto il piano casa. Le due cose assieme danno a un settore un ottimo risultato. Tanto ci piacerebbe che, se è buono, venisse copiato. Noi non siamo gelosi. Se lo copiassero tutti, da 3 miliardi veneti sarebbero un minimo 30-40 miliardi in Italia. Non mi pare male. Se fosse 30-40 miliardi sarebbe un buon lavoro per l'edilizia. 2, visto che funziona, visto che non c'è un costo passivo per la società, ma è un costo attivo, occupati, fatturato, perché non lo estendiamo come principio, con i parametri che deciderà lo Stato, a tutto il sistema edilizio? Cioè, se io butto giù un condominio di 8 appartamenti perché mi metto d'accordo in 8 e lo faccio nuovo, perché non è recuperabile, perché è un fabbricato degli anni 70 e magari non si presta più al restauro, ci sarà un caso in cui c'è un limite della convenienza o no? C'è anche un fattore antisismico da tenere in considerazione. Quando ho la sismicità da mettere in ordine, i vigili del fuoco da mettere in ordine, e decido in quel caso che trovo il consenso per farlo, il consenso si scontra con i soldi. Uno dice, il mio appartamento sarà messo male, ma ci vado avanti. Allora dico, perché questa legge non la estendiamo in un sistema complessivo? La regione può dare cubatura, se serve, per fare quelle migliorie di quegli appartamenti che magari fino a ieri andavano bene a 60 metri quadrati, oggi o magari non avevano i garage, oppure quello che è. Lo Stato ci metta del suo, progetto sistemico, Stato, Regione, progetto complessivo, tutto il mondo dell'edilizia con la rottamazione, che coinvolgerà i centri storici per forza, che non costa niente alla fine, perché a regime, mentre quando dico tutti pagano le tasse al 15%, so che mi riempio la bocca di una frase, ma so che è, come dire, uno spot puramente elettorale, in questo caso è un processo che ha dimostrato ottimi risultati, che fa lavorare l'economia, che crea posti di lavoro e soprattutto fa bella l'Italia. E se vogliamo che l'Italia sia quel paese che vogliamo noi, dove il fatturato, dico il Veneto oggi, da turismo fa 10 miliardi, passi a 20 miliardi in 15 anni e aumenti anche qua gli occupati, la facciamo più bella o no? Il Veneto fermola. Adesso faccio fare la domanda anche a tutti, no? Perché, no, ma questo è interessante, perché poi dopo il passaggio successivo faccio fare la domanda anche a Sposato, poi voglio sentire cosa dice Piva. È quello di dire, ma vi siete mai confrontati a livello nazionale su questi aspetti? Ne faccio solo un esempio così poi vi faccio star male, no? Okay. 2 regioni d'Italia che hanno applicato il piano casa, invece che pensare a fare, hanno pensato alle sanatorie col piano casa. Cioè, siccome c'erano abusi a quintali, non li cito perché sennò sembrano sempre le solite, no? Allora cosa fai? Il piano casa come strumento per sanare gli abusi. Noi abbiamo scritto sulla nostra legge no sanatorie. Per non correre il rischio che venisse usato non per fare, ma per sanare o in qualche maniera, siamo stati chiari. O costruisci cose belle e nuove o non lo puoi usare. Ed è scritto in maniera chiara. Da qualche altra parte invece hanno pensato, invece di costruire e fare economia. Vabbè, siamo in Italia sempre a pezzetti, come sempre. Pubblicità rapidissimi, poi torniamo qua insieme e vediamo appunto cosa ne pensano.